Salve, salve, buongiorno a tutti, buongiorno, buon giovedì 4 novembre 2021. Sono le ore 10:25 del mattino e benvenuti a questa nuova live targata Reni J. Questa volta vesto i panni di Reni J, quindi parleremo di musica, parleremo di tutto ciò che gira intorno alla musica. Quindi qui già vedete dall'altra telecamera ho inquadrato. Allora c'è da fare l'unboxing di uno di questi due pacchi, non necessariamente tutti e due, magari l'altro lo facciamo poi più in là. Sento un attimo se l'audio arriva giusto. Sì, arriva bene, solo che il microfono stranamente oggi si sente un po' gracchiante. Sì, arriva bene, solo che... Vabbè, dai, ci possiamo accontentare per un microfono del 2002 da 5 euro, quindi va bene così. Scrivetemi nella chat se mi sentite bene oppure se va migliorato qualcosa, ok? Allora, io vado avanti. Benvenuto a Giusimu89. Ciao Giuseppe e benvenuto, anche se te la guardi in differita va benissimo, ti saluto lo stesso, così in differita vedrai che ti ho salutato. Allora, qui abbiamo tanta roba, vedremo dopo questa roba qui. Io direi di iniziare subito, senza indugio, ad aprire. Guardate, questo pacco mi è arrivato tutto ciancicato, tutto rovinato, diciamo, da Amazon. Tra l'altro, ecco, Amazon Prime da tutte le parti. Ok, noi andiamo a coltellino fedelissimo, coltellino rosso, il mio coltellino rosso. Andiamo ad aprire, lo vedete nell'altra videocamera. Andiamo senza distruggere tutto, possibilmente salvando più roba possibile. Ne vedete, sto coltellino taglia che è una bellezza. Eccoci qua. Allora, coltellino rosso messo da parte. In ballo come sempre, vedete, lo scatolo è tutto di semi disintegrato, ma dentro c'è questo che Amazon usa sempre, della carta aggiuntiva per proteggere le spedizioni, e ce n'è anche qui un'altra, quindi doppia carta aggiuntiva. E poi c'è il solito involucro del vinile, ok? Questo noi lo buttiamo via. Ok, andiamo a leggere sull'etichetta che rob'è. Bello, bello. Questo è un bel vinile. Io adesso qui non vi sto a rimettere tutta la storia, tutto l'ambaradam che mi ha portato poi ad acquistare anche questo vinile, e forse anche quello che sta qui dentro. Qui addirittura dovrebbe essere sempre un vinile solo e la scatola è alta il doppio. Comunque Amazon è sempre, cioè usa sempre, diciamo, cerca di utilizzare la massima sicurezza per gli imballi. Poi ciao Willy, benvenuto da Facebook. Willy Sorrentino, sono stupende, grazie, mi fa molto piacere che lo dici. Io cerco di fare del mio meglio, faccio tutto in diretta perché i video non sono tanto bravo né a farli né a montarli, non so usare Premiere e non ho neanche i mezzi per poterlo fare, visto che utilizzo dei PC un po' vecchi. Sì, ho tanti hard disk, ho circa 20 terabyte di disco, ma sono pieni di musica, sono pieni di altra roba, di tutto quello che è la mia passione, quindi lì ci ho scaricato un po' di tutto, e quindi non ho abbastanza spazio né capacità di calcolo né schede video abbastanza veloci per poter lavorare dei video ad una risoluzione, diciamo, soddisfacente, poterli tagliare, incollare, fare il montaggio, la titolazione comincia a diventare un po' problematico e ci vogliono poi troppe ore, troppo tempo, quando io invece sto dedicando il tempo anche ad altri progetti. Voi sapete che a breve faremo il tear down di una cinquantina di PC
vedremo da quali conviene prendere le RAM, da quali le CPU, diciamo se conviene lasciarlo così, installarci un Windows XP. Vedo che scatta un po' il PC ma non sta facendo nulla, quindi strano, vabbè. Andiamo avanti lo stesso. Sì, un saluto a tutti gli appassionati, in questo caso di Reni J che sta per aprire un vinile acquistato da Amazon. Ok? Questo io l'ho acquistato ad ottobre con una prevendita. Noi leggiamo oltre e andiamo ad aprire. Ok? Oh, eccolo qua. Bello, bello, bello. Questo si va ad aggiungere alla mia collezione di dischi di Eros Ramazzotti. Questo è tutte storie, remaster edition, un vinile 140 grammi grigio. Tutte storie, Eros 21, remaster vinile grigio. Bollino SIAE, ovviamente, Società Italiana Autori Editori. Eccolo qui, tutte storie. Cerco di farvelo vedere con meno riflessi possibile. Questo è singolo vinile, 180. Chiedi al tuo smart speaker, metti sì, perché noi possiamo fare pure, vedete, Alexa, metti musica di Eros Ramazzotti. Alexa, stop. Vabbè, ci ha fatto tutta una filippica. Vedete, è partito Eros Ramazzotti. Alexa, pausa. Grazie. Adesso ci abbiamo tutti quanti, chi Google, chi questo di Amazon, insomma, sono molto molto comodi questi dispositivi. Tra l'altro io li utilizzo anche per accendere, spegnere lampadine. Vedete per esempio ci sono pure queste prese, le trovate su Amazon tranquillamente. Qui qualsiasi cosa collegate a questa presa la potete accendere con il riconoscitore vocale di Alexa. Allora, detto questo, andiamo a vedere cosa contiene quest'altra scatola. Unboxing. Questa è una scatola che sto mettendo a posto e stava sotto a un'altra 6-7 scatole più o meno uguali. Io già ho fatto la foto di quello che sta qui, solo alcune, e adesso ce le vediamo un po' tutte. Allora, ultimamente sta girando una voce, vedi, sta girando una voce che direi che è alquanto veritiera, che stanno facendo un film, la Rai, dedicato a Mixed by Harry, ok? Allora, Mixed by Harry era un marchio di cassette. Io non le voglio chiamare pirata perché all'epoca la pirateria quasi non si poteva chiamare pirateria. C'erano cassette per Commodore 64 in edicola, c'erano cassette che ci giravamo tutti quanti, ci copiavamo le cassette con anche quell'adattatore che feci vedere. Adesso non lo so dove sta, è andato a finire insieme alle RAM, quindi niente, c'era lo sdoppiatore a T per mettere due datasette e copiare le cassette, c'erano le videocassette, c'erano i dischetti del Commodore 64, i dischetti dell'Amiga, insomma all'epoca si poteva copiare di tutto e di più. Certo magari trarci del lucro sopra, vendendole poi ai banchetti, magari quello poteva quasi essere consigliato, perché fino a quando ce li scambiavamo tra ragazzini le cassette, perché chi di noi non c'ha o non c'ha avuto tantissime cassette come queste l'ho scritte io. Questo è uno dei miei cantanti preferiti, Peppino Di Capri, e questa è una compilation che feci io all'epoca, era la successiva, perché io comprai a Napoli questa qui, Mixed by Harry. Tra l'altro questa è storica perché vedete l'ha scritta
a mano, non c'era ancora il timbro. Questo è Peppino di Capri V1. Tra l'altro mi si è staccato il numeretto, qui ce lo devo rimettere, devo andare a vedere nell'archivio che numero era. E questo invece è Peppino di Capri V2, ma non si legge perché c'è il numeretto attaccato, e questa l'ho scritta io. Quindi queste erano due cassette che poi io mi sa che passai. Peppino di Capri, eccolo qua, 2 CD. Questo io l'ho masterizzato su Amiga, mi pare qua già c'avevo il 1200. CD version nel 99, masterizzato il 17/8/99. Vedete? Mixed by Harry. Vedete? C'è la data proprio, masterizzato il 17/8/99. CD version by Ref DJ, all'epoca era così il mio nome da DJ, 99. E di qua, eccolo, il volume 2, la cassetta, eccoci qua. E quindi questo è la versione CD che io nel 99 già avevo attaccato la piastra al PC con la Sound Blaster 16. Dentro la Sound Blaster 16 ci stanno pure le Mr. Charlie di Charlie De Sena del Troise. Io saluto Charlie, che ci sentiamo ogni tanto, e faccio un sacco di pubblicità al suo locale, il Troise di Napoli, ok? E niente, praticamente già digitalizzavo, però all'epoca gli hard disk mi pare che erano da 2 giga e 100, mi sembra, più o meno 2 giga e 100, 4 giga e 3, erano questi tagli un po' strani, e un CD occupava 600 mega. Io per lavorare questi 2 CD ci ho messo un secolo, anche perché io usavo Creative Wave Studio per pulire, per fare, per levare i frusci dei nastri, eccetera. Era un ottimo programma. Adesso utilizzo Audacity, mi sono imparato a usarlo benissimo. Sul mio canale Mixcloud trovate tante di queste cassette già passate, e ovviamente l'ho ripassate e migliorate rispetto anche alla versione questa qui. Allora, detto questo, andiamo avanti. Vi ho fatto vedere le due Peppino di Capri, che magari poi c'è la Favola 15. Queste vedete già è col timbrino, e questa è una Mixed by Harry originale su una cassetta Sony Walkman. Poi piano piano cominciarono a uscire queste cassette Sony Walkman, ma le prime erano le Sony HF60, vedete? Questa è la Piccadilly X originale, Mixed by Harry, Piccadilly X numero 38, e Harry usava le Sony HF, anche le DDK qualche volta. Guardate quanto erano belle queste cassette. E queste erano pure normal, come posizione. Allora, che cosa c'è da dire? Allora, noi spesso vediamo delle cassette che costano un sacco di soldi, delle cassette che dice: ma come mai ci stanno quelle che costano 2-3 euro e quelle che arrivano a 30-40 euro? Allora, cominciamo a fare una differenza. Sempre tratta di musica, tratta di DJ. Questa è una CD Ing 2. Che cosa significa 2? Se voi leggete sulla confezione è scritto IH2 Type 2 High Position. Questa è una cassetta, dovrebbe essere al cromo. Non c'è scritto, andiamo bene, High Position. Quando c'è scritto High Position però è perché molte piastre, scusate non mi vedete più in faccia, stavo in piedi, molte piastre, non tutte, io ho una serie di piastre qui della Technics che sono quasi il top, però tutte quante registrano su tutti i tipi di cassette, ma a cancellare cancellano solo le normal, ok? Quindi con tutto che hanno il Dolby HX Pro, hanno un sacco di cose aggiuntive queste piastre, non hanno il selettore di nastro. Il selettore di nastro serviva appunto per andare a cancellare le cassette al cromo, al ferrocromo, al metallo e quelle normali poi al ferro normale. Vedete, ecco, questa qua per esempio è una Position Chrome, c'è scritto Position Chrome, vedete? Questa è una DDK da 60 CD Ing 2 Position Chrome,
vedete? Questa la mette un po' meglio a fuoco, un po' più meglio non si può dire. Eh, Beh no, pure questa io parlerò parecchio di Mixed by Harry. Ecco, questa è un'altra al cromo, però soltanto che è azzurra. Questa la mette meglio a fuoco. Position Chrome, vedete? Ieri nella diretta di Domenico, EMD 69, andate a seguire il suo canale, si parlava dei dataset e se erano in grado i dataset di usare le cassette al cromo quantomeno o al ferrocromo, al metallo invece che quelle al ferro normale. Beh, io ho scritto nella chat che il dataset del Commodore 64 si legge le cassette qualsiasi esse siano, sia al cromo, al metallo, al ferrocromo, quindi non c'è problema. Il problema sta quando vengono scritte. La prima volta il dataset riesce a scriverci sopra quando è vergine, quando va cancellata il dataset non ci riesce a cancellarla. Ok? Quindi potete usare le cassette al cromo, al ferrocromo e al metallo sul dataset del Commodore 64 o del VIC-20 o del C16, quello che volete, ma dovete stare attenti che una volta registrate con quel dataset non le potete più cancellare. Ok? Per cancellare questo tipo di cassette ci volevano delle piastre e delle testine, diciamo, di qualità maggiore, e quindi le piastre che vanno a leggere e scrivere, soprattutto a cancellare le cassette al cromo, ferrocromo e metallo, costicchiavano un po' di più. Sono piastre un po' più professionali, andiamo un po' più alto di prezzo, anche rispetto a quelle che ho io, che come vi dicevo sono le Technics serie RSTR. Io ho tutta la serie 373, 474 e 575. Addirittura la 575 è una doppia piastra dove registrano tutte e due le piastre. Normalmente una era play e una era rec play. Invece io la 575 ho tutte e due le piastre che registrano. Però tutte e tre queste di questa serie non registrano, cioè non cancellano le cassette al metallo, al cromo e al ferrocromo. Detto questo, andiamo avanti. Abbiamo visto la Favola 15, la Piccadilly 38. Guardate che bella la Tiffany. Questo addirittura è un ascolto pulito by Nanny. A Napoli, dopo Harry, quando videro che Harry ci ha avuto successo e provarono in tanti a copiarlo, e questo è un ascolto pulito by Nanny. Tiffany 11. Questa cassetta è registrata con Compact Disco, no Compact Disc, Compact Disco, Tiffany 11. Qui ovviamente c'è il numero, voi sapete che io le numeravo tutte le cassette, ce n'ho oltre 1 migliaio tutte numerate e quindi compaiono sempre questi numeri. Guardate, questo è Rick Astley, questa era sempre Mixed by Harry, come vedete adesso questa era scritta con la macchina da scrivere. Cioè si mettevano questa dentro la macchina da scrivere e si scrivevano i titoli. Numero 228 questa, Rick Astley. Sì, beh, cerco di dare un po' di informazioni. Benvenuto ad Antonio. Ciao Antonio. Questo è Rick Astley, quello che uscì all'epoca, Hold Me in Your Arms. Ho anche il vinile di questo, vabbè. Poi voglio raccontarvi un aneddoto legato a questa. Questa è la Rocky Rambo DJ, è la, diciamo, cassetta originale, non c'è più la custodia sua originale, ma la Rocky Rambo DJ è stata una cassetta molto molto bella, Mixed by Harry, che quindi si vendeva sui banchetti a Napoli. Praticamente è un mix tra musica di Rambo, musica di Rocky e poi altre belle, soprattutto Rocky 4, prese da Rocky 4, Rocky 1. Questa tra l'altro la trovate, Rocky e Rambo DJ, sul mio canale Mixcloud, andatela a sentire. Era un bellissimo mix di tutte le canzoni dei film Rocky e Rambo, bellissima, bellissima proprio. E c'è un aneddoto da raccontare perché io me la copiai dai miei cugini, però la prima copia non venne bene, quindi andai lì, me la ricopiai un'altra volta. All'epoca i miei cugini avevano uno Sharp
come stereo da camera, che era uno Sharp portatile, però era molto bello, c'aveva pure i V-meter, quindi molto molto bello, solo che la prima copia non venne bene. Allora io andai lì, mi venne regalato uno stereo di una marca sconosciuta, sempre comprata a Napoli, era Alco, ancora ce l'ho, ma non funziona più perché ci ho smontato tutti i pezzi, lo usai, lo usai proprio per studiare come funzionavano questi sterei portatili, quindi là ci mancano tutti i pezzi. Però l'involucro esterno con le casse e tutto quanto ce l'ho, tra l'altro si ruppe più volte è stato riparato da me. Addirittura si ruppe un altoparlante e io riuscii, passando dei cavetti sottili, a rifare diciamo, il contatto dell'altoparlante e riparare anche l'altoparlante, che poi non erano tanto grandi perché non era un boombox, era uno stereo portatile doppia piastra, però non era gigantesco. Quello dei miei cugini era un po' più grande della Sharp. Il mio era un Alco, mi fu regalato, mi sembra per Natale, da mia nonna. Fu un regalo molto gradito perché l'ho usato tantissimo, anche per studiarci sopra, certo, perché anche quando l'ho smontato, ho smontato la radio, ho smontato tutto, quello c'aveva radio, doppia cassetta, quindi ce l'ho ancora, forse ve lo farò vedere perché sta in soffitta, adesso che sto mettendo a posto la soffitta è riuscito quello ed è riuscito anche il mio boombox, quello a cui tengo di più, che c'è anche il televisorino bianco e nero. Quello invece è un bel boombox, è gigantesco, pesa 1 tonnellata, è un trasportabile, mentre lo stereo mio della Alco era un portatile, uno stereo portatile, si poteva portare in giro, ma quel boombox era una cosa enorme, non si poteva. Comunque una cosa positiva che c'aveva quel mio Alco era che c'aveva gli altoparlanti a due vie, stereo a due vie, quindi c'aveva sia il tweeter che il woofer. Comunque non tutti ce l'avevano, quasi tutti c'avevano soltanto un woofer che faceva uscire tutte le frequenze. Poi c'era anche il doppio microfono stereo, quindi c'era un microfono a destra e un microfono a sinistra, accanto al tweeter c'era il microfono. No, c'erano i due microfoni. Non era proprio brutto brutto, certo la marca Alco si associa al tonno, cioè non la conosceva nessuno, però non mi dispiaceva, c'era pure lui i V-meter, era un bello stereo portatile, molto bello. Vabbè, detto questo, perché poi anche la seconda volta, quando la registrai col mio stereo, non mi piacque la registrazione. Alla fine, dopo tanti anni, vabbè, poi passarono anni, chiesi ai miei cugini di prestarmela, che me la sarei copiata a casa con uno stereo da casa, con una piastra da casa, che quindi non mi potevo portare a Napoli, io abitavo a Roma e abito tuttora a Roma, quindi andavo solo a trovare i miei cugini a Napoli, me la prestarono e adesso ce l'ho ancora io. Loro anche lo sanno, ogni tanto gli faccio la battuta, ti devo ridare la cassetta di Rocky e Rambo DJ. Quindi questo è l'aneddoto legato a questa cassetta Rocky e Rambo DJ, che era dei miei cugini, io me la so copiata 2 volte, è venuta male, e questa adesso è l'originale dei miei cugini. Se la rivogliono sta qui, non è un problema. Andiamo a vedere la favola 19, Mixed by Nanny. Vedete? Favola 19, Mixed by Nanny. Adesso ve le faccio vedere un po' più veloce, ma queste sono bellissime. D&D numero 3, sempre Mixed by Nanny. D&D numero 3, Mixed by Nanny. Vedete, queste sono proprio una collezione di cassette. Torniamo su il marchio che non ha bisogno di presentazione, Mixed by Harry. Tra l'altro questo è già più evoluto perché c'è scritto: attenzione, le cassette con fotocopie non sono Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito. Questo che cos'è? Remixland Compilation. Ok? Bellissima anche questa compilation, Mixed by Harry. Mixed by Harry, vedete, Remixland Compilation. Ok? Andiamo avanti. Siccome a me piacevano anche molto gli autori italiani, questo è Celentano Nuovo, questa anche scritta a mano, come vedete l'ho dovuta anche correggere perché l'ultima canzone, Se è il mio destino, sta al lato A e non sta al lato B, quindi io Se è il mio destino l'ho cancellato da questa riga e l'ho messo sotto scritto a penna. Comunque Mixed by Harry, sempre scritto a penna. Questo, se Harry vede questo filmato, anzi lo saluto Harry, senz'altro si ricorderà di queste cassette senza il timbro ancora. Queste erano ancora quelle scritte a mano, quindi queste sono storiche. Queste mi sa che tra un po' ce l'ho solo io.
Vedete, questo già cominciamo a essere timbri. Questo è Prince, Batman, la colonna sonora. Eccolo qua. Beh, Dance. Mixed by di questo c'ho pure Bad Dance, c'ho il 45 giri e mi sembra che c'ho pure il mix. Perché all'epoca l'avevano remixata in tutte le salse Bad Dance, E questo è Mixed by Harry. Come vedete, una delle prime Mixed by Harry con il timbro. Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito messa col timbro. Tra l'altro si divertivano parecchio a mettere le letterine, ma poi perdevano tempo a fare la prima, ma poi col timbro tum 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 ne facevano 50 in un minuto. Guardate un po' Francesco Salvi, limitiamo i danni. Sempre Mixed by Harry. Vedete? Adele. Sono contento. Per Elisa. La dimensione ideale per un ascolto pulito. Sempre, questo è Mixed by Harry, però è scritto sempre a macchina. Mixed by Harry. Andiamo avanti. U2. Ah, questa è una figurina di qualche album. U2, Rattle and Dam. Però, se vado a levare la figurina, eh sì, infatti vedete, a numero 135 di qualche album. All'epoca c'erano album di figurine, va bene. Poi ce la rimetto. Questo è sempre, vedete, si riconosce Mixed by Harry, U2, Rattle and Dam. Bellissima anche questa. Questa per farvi capire da quanto io sto nella musica, Tutte Sony, Abbiamo incontrato, sì, una TDK sola che era quella lì dei Rocky Rambo DJ. Questa è anche una Sony D60, Totò Rap e altri brani. Vedete, il tipo è sempre quello, sempre sullo stile di Mixed by Harry, di Harry. Ok? Io lo saluto Enrico, Harry. Andiamo avanti. Qua ce ne stanno, guardate qua. Mixed by Harry. Remixland Super Classifica Show. Eccoci qua. Questi sempre con i timbri, ma fatta proprio bene questa, Mixed by Harry. Guardate, ve la faccio vedere anche di qua. Questa è la Super Classifica Show. Super Classifica Show Compilation che era molto molto bella, Dentro c'è Corona, Anticappella, DJ Bobo, JD Company, Coro, W, qui tutti i successi. Andiamo avanti. Ah, questa era una bella cassetta, questa l'avevo scritta io. Se non ricordo male, tra l'altro pure sbagliato a scrivere, Eros Ramazzotti, c'ho scritto qui. Ora la videocamera questa non la mette a fuoco, forse quest'altra sì. No, c'è troppa luce. Ramazzotti qui ho scritto. Comunque, qui era una compilation che trovate anche questa sul mio canale Mixcloud, che avevo fatto io un'estate. Avevo attaccato i due 1210, avevo i vinili, era un pomeriggio d'estate, non c'era niente da fare, ho detto mo faccio una compilation, la registro su una cassettina con le più belle canzoni di Eros Ramazzotti. Infatti qui c'è Un'altra te, Amarti all'immenso per me, Ma che bello questo amore, Ti sposerò perché, Amore contro, Solo con te, Canzoni lontane, Cose della vita, Cose che ho visto, Favole e Taxi Story. Quindi è una compilation tutta di bellissimi successi di Eros Ramazzotti. Abbiamo visto prima, ho aperto tutte storie, tra l'altro levamo da qua, se no questo va a finire che poi alla fine si storce. Lo mettiamo da un'altra parte dove non si dovrebbe rovinare. No, qui mi sono distrutto da solo. Vedete, tutto in diretta, tutto live. Mi distruggo pure la scenografia. La scenografia così capite che non è fatta col green screen. Sono proprio veri cartoni qua. Lo posso mettere pure qua in mezzo, tanto che l'ammazzo. Allora, quindi questa è la Eros Ramazzotti Compilation, la trovate pure sul mio canale Mixcloud, già digitalizzata. Questa in una sera d'estate degli anni 90 l'avevo fatta. Questo è disco 83.
Vedete come le facevo io tutte bene? Guardate, con tutti i titoli scritti a mano. Ma io mi ci perdevo, all'epoca c'era pure più tempo, non lo so perché. Guardate che bella questa. Questa me la regalò Mirko. Saluto Mirko degli Electro Reverse. Questa me la regalò lui perché riconosco la calligrafia. Cartone animati di giapponesi, sigle. Qui c'è Goldrake, Titan 3, Mazinga, Giorgi. Tra l'altro questa allora la devo tenere da parte perché va da un'altra parte. Allora, i più bravi cantautori italiani in compilation. Ah, guardate che bella questa compilation. Questa sempre fatta da me, eh. Qui c'è Noi ragazzi di oggi, Vattene amore, Quattro amici, Gli altri siamo noi, Una canzone d'amore, Un'estate al mare, Ok Italia, 007 col Finger, Evviva Maria, Soli, Gloria, E tu, Buona domenica, L'anno che verrà e Figli. Tutte canzoni di cantautori italiani messe in compilation. Io perché queste cassette ovviamente me le portavo sia per sentirle con il mio stereo portatile sia per mm, le portavo per lo stereo portatile e per sentirle pure a casa, diciamo. C'avevo uno stereo della Philips in camera. Questa è la New Project numero 3 Mixed by Harry, però anche di questa all'epoca avevo perso la custodia, ma sempre Mixed by Harry è. Questa è la New Project numero 3. Tra l'altro ecco dove feci il DJ, fui uno dei primi DJ a lavorare al ristorante I Gabbiani al Palacavicchi quando aprì. Ok, infatti qui c'è scritto sala da ballo meeting club e infatti lì io non mi dovetti portare i 1210 perché lì ce li trovai già. Quindi era un bellissimo, è ancora, non so se lo usano ancora solo come ristorante. Guardate un po' Frank Sinatra. Questa forse è la calligrafia di mio padre, questa l'ha fatta mio padre questa cassetta, tra l'altro una BASF che ha degli anni proprio, questa è anni 70 proprio, dentro la cassetta si vede, si riconosce che è anni 70, questa sicuramente l'ha fatta mio padre, la cassetta anni 70, ok? Oh, guardate qui che c'è Festival Bar 86, uno dei più bei festival bar che ci sono. Ah, tra l'altro quest'estate io ho mandato a ciclo continuo tutte le compilation Festival Bar sulla mia web radio twitch.tv/reni_j. Quella è la mia web radio che attualmente gira. Ci ho messo anche i Festival Bar, ma adesso non girano solo le compilation Festival Bar, ma girano un po' di compilation varie sulla mia web radio. Anzi, se volete andate ad ascoltare twitch.tv/reni_j, e queste c'erano tutte. Questa è addirittura numero 026 e questa è la cassetta del Festival Bar 1986. Italian a Go Go c'era qua, bellissimo. Elettrica, Il posto della luna, Nessuno mai più, Touch Me, Easy Lady, bellissima anche questa. E qua arriviamo addirittura, guardate un po', ovviamente mi poteva mancare Bimbo Mix, questo ce l'ho pure su vinile, ce l'ho in tutte le salse Bimbo Mix, che tra l'altro questa tra l'altro non è neanche originale, perché guardate la cassetta dentro, le cassette originali non erano così, addirittura qua c'è scritto Dido, vabbè, comunque era una cassetta di quelle prese sui banchetti, però non è Mixed by Harry, e tra l'altro le Mixed by Harry erano molto buone perché erano registrate su quelle che utilizzavamo anche noi di cassette, quindi diciamo sulle Sony, queste invece che andavano in giro in tutta Italia, le trovavamo sui banchetti di tutta Italia, erano registrate su cassettacce, molte si sentivano proprio male, io ce l'ho ancora ma si sentivano proprio male, quindi Harry usava anche cassette di qualità. Ok, guardiamoci un'altra Mixed by Harry. No, questi sono Mario e Sasà a Mergellina. Questa è la Music Studio Live numero 6. Music Studio by Mario e Sasà a Mergellina. Mario e Sasà a Mergellina. Music Studio Live numero 6.
facevano tutto con i timbri, vedete? Music Studio Live numero 6 by Mario e Sasà a Mergellina. Quanto non ho trafficato a Napoli io. Vabbè, questo è originale. Ogni tanto qualche cassetta originale ce l'ho pure io, veramente originale, perché guardate quanto era bella sta cassetta. CBS, You Are My Energy di Spagna, originale, con tanto di foglio interno. Quando erano originali te si apriva un mondo qua, con tutte le parole, vedete? No, devo mettere così, ok, Spagna, You Are My Energy, che poi bisognava riuscire sempre a rimetterlo. Questa era la custodia tutta trasparente, perché la custodia c'aveva anche il retro, quindi mettendola così c'erano i due buchi per farci entrare, diciamo, il manastro. Quindi questa era Spagna, You Are My Energy originale. Ah, pure queste sono originali. No, questa addirittura mi sa che la comprammo a mezzi, visto che era Freeway Double, ce l'ho anche su vinile adesso, ce l'ho in tutte le salse. Questa era la Freeway Double, la comprammo a mezzi. Io mi tenni la parte esterna, mi copiai le cassette, tanto ero molto bravo a copiare le cassette. Tra l'altro mi feci anche gli interni con la carta a quadretti. Guardate, questa è una TDK D60 originale dell'epoca. Qua addirittura c'è Mars, Papa of the Valley, ma questo è un foglio di quaderno ritagliato, tutto scritto da me. Guardate, è un foglio a quadretti, è un foglio di quaderno a quadretti, 1987. Io mi ci mettevo a fare queste cose perché ci tenevo, ero un nerd al 100%, al 200%, quello che vi pare. Però questa la comprammo, vedete? Qui c'avevo scritto pure qui, Freeway Double volume 1, Freeway Double con tutti diciamo gli artisti più importanti, Freeway Double volume 2, questa addirittura che è Ampex, questa mamma mia, sulla Ampex me la copiai, Lono Ise High Output cassette Ampex, e qui pure sempre stessa cosa, il foglietto interno era un foglio di quaderno a quadretti. Guardate che veramente c'è la storia. Io vi sto facendo vedere la mia storia e quello che vi racconto è tutto vero. Ok, queste sono le copie Mixed by Harry della Piccadilly V che aveva mio cugino, e quindi noi ovviamente compravamo pure a metà le cassette e ce le copiavamo grazie a quello stereo. Queste vennero abbastanza bene, infatti poi le ho ripubblicate, si sentono ancora oggi benissimo. Queste le trovate, la Piccadilly X, le trovate tranquillamente sul mio canale Mixcloud. Ultimamente le ho ripubblicate tutte e si sentono molto 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 bene. Mixed by Harry, vedete? Queste sono sempre Sony HF. Qui rimettiamo le due. Ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere che queste tutte e due numerate, 304 e 305, mettiamole così, 304 e 305. Queste sono le Freeway Double, ve le ho fatto vedere prima. Adesso cerco di rimetterle qua dentro. Ok, grandissime le Freeway Double. Picchio rosso numero 2, Mixed by Nanny. No, devo far vedere così, mi rimetto seduto che forse era meglio con la luce. Mixed by Nanny, picchio rosso numero 2, e Leonardo G pure c'era, addirittura Leonardo G. Leonardo lo saluto, Leonardo G, saluto pure Attilio Dance. Favola 17, Mixed by Nanny, Favola 17, Mixed by Nanny, Favola numero 17, Mixed by Nanny. Mica lo so se l'ho passate tutte queste, devo vedere. Charts Compilation by Radio DJ. Radio DJ Charts Compilation.
Ma Tears for Fears. Poi questo è disco 82, vedete? Ah beh, così vedete pure il numero 325, disco 82. Queste sono le più, diciamo, le più vecchie che ho voluto prendere. Qui non si sa che c'è, poi la metto dentro e vedo che ci sta. Questa è una cassetta senza scritto niente, ma sicuramente c'è qualcosa registrato sopra, sarà qualcosa di più moderno. Ciao Gaetano, sto facendo vedere un po' di cassette pure Made in Naples. Allora, quella è una cosa che mi ricorda. Pure qua non c'è scritto niente, quindi me le tengo da parte perché voglio vedere che c'è dentro a queste cassette, perché quelle nuove io le tenevo nuove sigillate, se sono aperte. Allora, qui questa The Woman in Red è una Chromium della Philips, cassetta al cromo, ma è una delle prime cassette che ho registrato, ragazzi, questa siamo proprio agli anni 80. Ci tengo tantissimo perché era, a parte che era una 90, dentro ci stanno delle canzoni che avevo proprio selezionato io una per una, ma all'epoca c'aveva una piastra sola, è stato un delirio registrare questa cassetta. Infatti ci tengo parecchio, me la metto qua perché questa è una cassetta a cui tengo parecchio, originale. Queste sono altre cassette, vabbè, qui ci sono altre canzoni di Eros Ramazzotti, però non sono né mixate tra loro né niente. Questa è una cassetta così di canzoni registrate di Eros Ramazzotti. Allora andiamo avanti. Questa è sempre un'altra cassetta originale, tra l'altro guardate che bella, questa tutta trasparente con il foglio messo all'interno proprio della cassetta, quindi la cassetta è tutta trasparente e il foglio con i titoli e tutto quanto sta all'interno proprio della cassetta. Tra l'altro guardate, qui c'è la pubblicità. Allora, questa si chiama Progressiva numero 2, Gemini Stanton Newmark. Allora, all'epoca Pioneer DJ negli anni 80-90 non c'era, ok? Pioneer faceva ottimi amplificatori, faceva i sterei da casa molto molto buoni, però diciamo che la parte DJing, la parte diciamo professionale di quella che forse neanche veniva considerato un mestiere, era affidata a marche come Gemini, come per esempio le puntine della Stanton, ok? Le puntine della Shure, i piatti Technics, quindi era un insieme di marche, non c'era una marca migliore o una peggiore. Adesso ci compriamo una console, una Denon Prime 4, siamo tutti contenti, o una Pioneer DJ, e siamo contenti, ci abbiamo tutto lì. Una volta invece ti dovevi portare, che ne so, le casse dell'RCF, si sentivano meglio, oppure sempre anche la Gemini faceva ottime casse. Io ho delle casse alte così della Gemini, però avevano bisogno dell'amplificatore. Amplificatore c'ho i Teach che sono molto buoni, Technics, perché no, c'ho tutto lo stereo da casa della Technics. Insomma, era un insieme di tante marche, quindi non potevi dire ah sì, va bene solo quello, va bene quell'altro, no. Al giorno d'oggi invece, ecco, per esempio in ambito di DJing sui giradischi ci sono i Reloop che sono molto buoni, Audio Tecnica, i Technics, Grand Class soprattutto, gli MK7 sono diciamo gli MK2 entry level, però diciamo se vuoi andare devi andare su un GGR Grand Class. Poi ci sono molto buoni i Pioneer PLX 500 e 1000. Insomma, ci sono diversi giradischi molto molto buoni. Tra l'altro li trovate su renijstore.it, trovate tutto quanto lì. Andiamo avanti, questo è Ivan Graziani, sempre cassette, stiamo a parlare. Guardate le doppie cassette come venivano messe. Questa è grossa rispetto a una cassetta normale che ve la prendo. Eccola, è il doppio. Vedete? Si usavano anche quando uscivano su due cassette gli LP, Ivan Graziani, si usavano queste custodie gigantesche per mettere due nastri. Vedete? Due nastri, una custodia, il doppio delle. Infatti questa non entrava in nessun portacassette, era un delirio, perché pure Antonello Venditti, ve lo ricordate che si era inventato
Prendilo tu questo frutto amaro. Tra l'altro qui ogni volta si era inventato sta cosa al libretto, guardate un po', che poi lui si era inventato il marketing. Prendilo tu questo frutto amaro. Yeah, 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 yeah. E questo era una cassetta unica, però occupava un sacco di spazio rispetto a una cassetta normale. Era della stessa grandezza di questo che ce ne stavano due. Vedete? Qua però ci stavano due cassette, qua è una sola. Comunque questo è tutto marketing, vedete? Marketing per fare le cose un po' diverse. Vedete? Ivan Graziani e Antonello Venditti. Marketing per fare le cose un po' diverse, per cercare di vendere un po' di più. Guardate, questo è il CD originale di Siria. Non ci sto. Bellissimo questo. Devo andare a vedere sul disco GS pure quanto questo sul CD si è valutato, perché non è facile da trovare. Per esempio, guardate, io vi faccio vedere un po' di roba. Questo mi sa che è il primo CD che abbiamo comprato io e mio padre, perché a tutte e due ci piaceva parecchio Stevie Wonder, e questo è uno degli album, diciamo, principali, la colonna sonora della Signora in Rosso di Stevie Wonder. eh, Ah! Non c'è il CD. Ah no, il CD dentro, certo che non c'è. Sta dentro il lettore CD lì perché lo sento ancora adesso. Quindi ecco perché non c'è. Sta ancora dentro il lettore CD. Quindi è uno degli ultimi CD che ho sentito. Poi ho spento perché adesso con Alexa è più facile. Lo lascio fuori perché così ci rimetto il CD dentro. Guardate la colonna sonora di Lupin III. Lupin III The Theme Collection. Lupin the Third. Vediamo un po' che cosa vi posso far vedere ancora. Vabbè, poi ci stanno i CD un po' più. Allora, questa, guardate, questa è la versione digitale della Piccadilly D fatta da me nel 99 più o meno. Piccadilly D, SOS Band, Leonardo G, come vedete scrivo da tutte le parti. Questo è il retro, Piccadilly D Mixed by Harry. Tra l'altro questa stampa è stata fatta con la Epson LQ100 ad aghi, che era 24 aghi, guardate come stampava bene, 24 aghi bianco e nero, Mixed by Harry. Questa è stata stampata, come vedete c'era pure l'ombra. Tra l'altro mi pare che questa io con l'Amiga l'ho fatto, perché io la Epson LQ100 ad aghi l'avevo attaccata all'Amiga, quindi avevo fatto questa cosa sicuramente con un word processor di Amiga e l'avevo stampata poi per ritagliarla avendo preso le dimensioni. Questa è la versione digitale, la prima versione digitale della Piccadilly D, che tra tutte le Piccadilly a lettere è quella che io preferisco. Ok? Vabbè, qua c'è sta Di Capri Buon Gusto su CD e ce l'ho pure su cassetta. Di Capri Buon Gusto, due ragazzi così, bellissimo questo CD. E poi vabbè, di raro che c'è il CD che ti davano insieme alla Fiat 500. Mia mamma si comprò la Fiat 500 e dentro al cruscotto, diciamo al cassettino del cruscotto, ci trovò questa. Questa pure mi pare che l'ho passata sul canale Mixcloud, perché questa pure un po' è storia, perché sono cose strane che non si trovano più. La cassetta, il CD associato ad una vettura, quando acquistavi una vettura. Questi si trovano tutti quanti, questi si trovavano all'edicola, Viaggio in musica, questo ve lo risparmio. Questa era una bella compilation sempre masterizzata, ecco, Now 41 febbraio 99, audio CD, qui scritto solo così e basta, 1999 febbraio, Now 41, e questi sempre masterizzati con Amiga, perché io nel 99 quasi non ce l'avevo il PC. Questo sempre me lo diede il mio amico Mirko, le sigle d'oro dei cartoni animati. Voi sapete che io quando faccio il DJ
quasi esclusivamente metto sigle dei cartoni animati. Poi Eros Ramazzotti, Calma Apparente, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, grazie. Questi però sono tutti quelli che io mi mettevo in macchina, vedete, perché hanno la custodia ultra slim, in 3 custodie ce ne va una sola normale. Queste sono quelle che si chiamano custodie ultra slim. Me le mettevo in macchina e c'avevo, ecco, Eros Ramazzotti, vedete, su Sony, su CD, Calma Apparente, audio CD, Eros Ramazzotti. Vabbè, questi sono quelli là che uno si metteva in macchina da battaglia. Questi sono i CD che si trovavano dai marocchini dentro alle bustine, queste qui da 2 lire. Tra l'altro con la fotocopia a colori e il CD masterizzato che molte volte alla fine non funzionava. Tra l'altro ste marche più sconosciute possibili, Optec, eccetera. Però dal marocchino, se tu dovevi fare un viaggio, eccetera, ti fermavi un attimo dal marocchino al volo e compravi 4-5 CD, stavi a posto per tutto il viaggio. Tanto poi te li davano anche in queste bustine che non occupavano spazio. Qua dentro che c'è? Targa. Ah, Masterpiece e Magic Compilation. Allora, diciamo qualcos'altro, questo vedete, febbraio 98. Qui mi escono sempre cose. La Masterpiece è una compilation che oramai la trovate dappertutto. Pure su, io penso sia stato uno dei primi a digitalizzarla, non lo so. Comunque la Masterpiece, che inizia con Love of the Common People, c'ha pure una versione remix di Radio Gaga non cantata dai Queen, quindi ricantata, ma a mio avviso fatta molto bene. C'è Fall in Love al lato B, bellissima. Era una compilation che a me piaceva tantissimo. Anche quello c'è un aneddoto da dire, che la comprarono i miei cugini originale, me la copiai e io l'ascoltavo sempre, sta Masterpiece, era bellissima, che iniziava con Love of the Common People. Bellissima era anche, io quando andavo, l'estate quando ero piccolo andavamo in vacanza a Capri, diciamo, vidi in un negozio un'altra compilation, mi piaceva perché c'erano gli Europe con Love Chaser ed era Magic Compilation, me la comprai su cassetta, ancora ce l'ho, ovviamente non fa parte di questo lotto dove ci sono pochissime cassette originali, perché quelle erano originali, cioè quella là, quella Magic Compilation, io la comprai originale, sta dentro una valigetta giù, che già più volte mi sa ho fotografato, ma presto farò anche un'altra fotografia. Qui c'è scritto solo Compilation e basta, senza nulla a pretendere, Compilation. Tra l'altro ecco la particolarità di questa cassetta. Allora, ieri il buon Domenico ha detto che per i dataset diciamo, la durata più consigliata, migliore, era da 46 minuti, le cassette D46, HF46, eccetera. Quelle più diffuse, diciamo, nell'ambito musicale erano le 60 minuti, perché nelle 60 minuti al 90% dei casi riuscivi. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao Antonio. Poi te lo darò il cellulare. Diciamo, io il numero di telefono non ce l'ho. Ciao Gloria. Un saluto allora a Gloria e anche a tutto lo staff di Alessandro Aceto, che sta promuovendo i suoi prodotti Esatto Audio, Carsanto, eccetera. Via Mura dei Francesi, andate a cercare Alessandro Aceto col suo punto vendita. Tra l'altro cura moltissimo le dirette internet,